Non sbagliava neppure un quiz il 25enne assoldato dai titolari di 2 autoscuole di Oriago di Mira e di Marghera per sostituirsi ai candidati che dovevano sostenere l'esame di teoria. Un vero e proprio business della truffa, quello messo in piedi nel veneziano, che attirava aspiranti patentati da tutta Italia e andava avanti dal 2010. Un meccanismo oliato, quello pensato e realizzato dai titolari delle autoscuole. I candidati si presentavano da loro, consegnavano i documenti per sostenere l'esame e sui documenti venivano apposte le foto dei sostituti candidati, 3 quelli scoperti, che per 300 euro si presentavano in carne e ossa alla motorizzazione civile, superando facilmente la prova di teoria e tornando a essere se stessi in tutto e per tutto per la prova pratica, dati controlli poco accurati. Tutto bene finché l'occhio esperto di un'impiegata della motorizzazione civile di Venezia non si è accorto che il candidato che aveva davanti si era già presentato con un nome e un documento diversi. Un'incongruenza che ha fatto scattare indagini e verifiche. Indagini che non hanno fermato i titolari delle autoscuole che, abbandonato il trucco del finto candidato, si sono rivolti alla tecnologia, dotando le persone che dovevano superare l'esame di microcamere auricolari per ottenere in tempo reale dall'esterno le risposte corrette ai test. Mesi di indagini della Polizia Stradale di Venezia hanno permesso di ricostruire il meccanismo e individuare le responsabilità. 12 le persone raggiunte dall'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Venezia per i reati di falso in atti pubblici e sostituzione di persona. Oltre ai titolari delle 2 autoscuole, un uomo di 57 anni di Oriago di Mira, padre e figlio di Marghera, nei guai sono finiti anche 3 giovani che si sostituivano ai candidati e 6 candidati, 5 dei quali stranieri di origine slava. Un'indagine che potrebbe ancora allargarsi. Rischiano grosso anche le autoscuole, che dopo la segnalazione agli organi competenti potrebbero essere chiuse a tempo indeterminato.